Stava passeggiando a bordo strada di prima mattina, intorno alle 8:20, in via Giotto a Castelfranco, quando è stata travolta da un automobilista al volante di una 500. La donna, una 39enne di Castelfranco, si è immediatamente fermata a prestare soccorso alla ferita, dando anche l'allarme e chiamando l'ambulanza. Sono intervenute sia l'automedica che l'ambulanza del SUEM 118 e hanno trasportato la ferita, una donna di Resana di 50 anni, al pronto soccorso dell'ospedale di Castelfranco Veneto. Qui le sono state diagnosticate una frattura alla gamba sinistra e lesioni gravi al capo, per cui la prognosi resta riservata, date le condizioni molto critiche della donna. Per svolgere i rilievi del caso sono giunti gli agenti della polizia locale, che hanno anche chiuso la strada al traffico. Ancora al vaglio la dinamica dell'incidente e le motivazioni che hanno causato il tragico impatto, anche se da una prima ricostruzione pare che la donna alla guida sia stata abbagliata dal sole e abbia perso per qualche momento il controllo dell'auto. La vettura a quel punto avrebbe sbandato e investito la donna che passeggiava a bordo strada.